Ben ritrovati in diretta al nostro consueto appuntamento dedicato alla salute. Resteremo insieme fino alle 14:30 e parleremo di medicina rigenerativa. Vi presento subito il mio ospite. In studio con me c'è il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Buongiorno, ben ritrovato nei nostri studi, dottore. Grazie. Allora, oggi cercheremo di capire che branca è quella della medicina rigenerativa, quali sono le potenzialità nella cura di diverse patologie, in particolare il tema di oggi nell'alleviare il mal di schiena che affligge moltissime persone anche in giovane età. E allora, dottore, partiamo proprio da qui. Medicina rigenerativa, che cosa si intende? Medicina rigenerativa è una nuovissima branca, diciamo, della medicina che coagula le attività di vari specialisti. Partiamo dall'internista al medico di medicina generale, allo specialista di ematologia o di trasfusionale, per arrivare poi agli specialisti, diciamo, d'organo, che possono essere l'ortopedico, il neurochirurgo, il fisiatra, oppure l'epatologo, oppure chi si occupa di malattie del metabolismo, perché è una visione che è complessiva della persona, al di là di quello che è valutare e trattare il problema specifico in un organo, avere una visione olistica di insieme, appunto, della persona. Ecco, quella che viene chiamata multidisciplinarietà, forse, ecco. Certo, cioè l'importanza di comporre diversi punti di vista dei vari colleghi per creare una visione unitaria. Chiaramente abbiamo un problema su una persona da trattare in maniera specifica, ma questo va visto nell'insieme della funzione, del metabolismo, delle capacità di movimento della persona, e quindi serve una visione complessiva, e la medicina rigenerativa appunto si occupa di cercare di correggere in maniera ricostruttiva il problema di un determinato organo e contemporaneamente aiutare a correggere il metabolismo generale della persona, che può essere andato incontro a momenti di difficoltà, di crisi, che possono giustificare malattie sistemiche oppure anche semplicemente il fatto del dolore cronico. Lei ha detto una nuova branca, sì. Perché insomma questa visione multidisciplinare sì. è di recente impostazione. Dell'ultimo decennio. È stata fondata la Società Italiana di Medicina Rigenerativa da un importante chirurgo vascolare, che è il professor Farina, che è tuttora presidente onorario, e assieme a lui il professor Spaggiari, che è un medico che è anche fisico, perché entrano in questa disciplina varie modalità di applicazione sulla persona. Ecco che il fisico è colui che ha applicato la medicina quantistica, la medicina basata sulla utilizzazione delle onde magnetiche, i microcampi di onde magnetiche del corpo della stessa persona, che rileviamo, possiamo registrare e possiamo utilizzare queste stesse per aiutare l'organismo a riequilibrare. E quindi, dicevo, questa società scientifica ha coagulato l'interesse di tanti fisiatri, professionisti della salute di varie discipline, perché appunto riusciamo ad avere una visione d'insieme. Certo. Ricordo ai nostri telespettatori il numero per intervenire. Siamo rigorosamente in diretta, 0422 1628 332, il numero appunto per chiamarci e rivolgerci una domanda, le vostre curiosità. Il dottor Alberto Alexandre risponderà. Senta, dottore, abbiamo detto una branca nuova, come è nuovo anche il tema emergente di ricerca del ringiovanimento biologico. Certo. Che cosa si intende? Ringiovanimento biologico è questo atteggiamento di cercare, io dico, di fermare il guasto di una struttura o di un metabolismo, proprio perché la malattia, quindi l'invecchiamento, che è diciamo, la conseguenza di un insieme di disagi, di inconvenienti di funzione dell'organismo, può essere arginato cercando di correggere quelli che sono i meccanismi biochimici che lo generano. Quindi si va a cercare di correggere, per esempio, le basi dell'infiammazione cronica, le basi dei processi ossidativi, e quindi si frena questi che sono i meccanismi essenziali del creare un danno della singola cellula, dalla singola
singola cellula all'organo interessato, dall'organo interessato a tutto il corpo. Quindi in sostanza l'obiettivo è quello di ripristinare in qualche modo l'integrità fisiologica dell'organismo. Sì, funzionale appunto, sì. Chiaramente vedendo nel mio campo specifico, ovviamente l'esempio che mi viene più diretto è appunto che un dissesto funzionale, che possa essere l'artrosi, che possa essere una stenosi del canale vertebrale, cioè del canale dove stanno i nervi, che possa essere anche un'ernia del disco o processi degenerativi di vario genere, si curano sì in quanto problema strutturale di forma locale in un punto preciso, ma soprattutto visto che sono stati fatti grandissimi progressi nel confronti di quello che era il classico trattamento chirurgico, con i suoi innegabili vantaggi quando è indispensabile, ma con i suoi limiti nello standard della gestione dei pazienti, dicevo, si riesce ad aiutare a recuperare la funzione senza pretendere di cambiare necessariamente la struttura. Certo, anche perché insomma, il nostro corpo, le strutture del nostro corpo sono soggette a invecchiamento, a usura, è inevitabile. Ci consumiamo, io dico un po' alla volta, nel tempo, e quindi diciamo che i primi organi bersaglio di questo degrado sono i muscoli e le cartilagini, per quanto riguarda appunto la meccanica dell'organismo, dello scheletro in movimento e dei muscoli che ci stanno attorno. Allora, diciamo che è fisiologico che la muscolatura vada incontro ad indebolirsi, a perdere di tono e di funzione col tempo. Cambiano gli ormoni e quindi non c'è più quel sostegno funzionale importante alla muscolatura, la persona si muove meno per i 1000 motivi del vivere quotidiano, per i 1000 motivi di qualche dolore, qualche sviluppo artrosico, tutte cose che lasciano la muscolatura più ferma, e questo comporterà l'indebolimento, quindi un indebolimento fisiologico a cui si sovrappone un indebolimento per fattori esterni. Siccome purtroppo lo scheletro sta in piedi perché abbiamo i muscoli che funzionano come i tiranti di un ponte moderno, per esempio, allora lo scheletro, trovandosi intorno dei muscoli meno validi, meno tonici, meno attivi, da una parte può diventare instabile, e avendo che anche contemporaneamente le cartilagini, mettiamo dei dischi, dei tendini, dei muscoli si usurano, la struttura è instabile e tende a facilitare attriti tra le ossa, quindi sviluppo dell'artrosi. Quindi capisce, è tutto un castello di cose che un fattore sull'altro si va indebolendo, rovinando di più, generando strettoie per i nervi, generando dolori, tutto un meccanismo a cui si cerca di correre ai ripari, appunto aiutandolo a recuperare la funzione, invece che pensando solo ad una chirurgia che possa essere, metta nel caso della colonna vertebrale, appunto una chirurgia di immobilizzazione con sistemi di artrodesi, o una chirurgia di demolizione perché devo togliere dell'osso che ingombra i nervi, oppure una chirurgia di decompressione perché vado a togliere un disco erniato. Certo. Cerco di più di riguardare la funzione d'insieme. Qual è però la base del problema? Cioè esiste un equilibrio che è a fondamento della nostra salute e che ad un certo punto appunto viene a mancare, si interrompe, si altera e crea delle problematiche specifiche. Sì, cioè l'equilibrio nel nostro fisico è un continuo bilanciamento tra lo star bene e i processi che possono guastare questo star bene, quindi un continuo equilibrio tra processi su un piano biochimico ossidativi e processi invece che cercano di fermare l'ossidazione, quindi un continuo alternarsi di catabolismo e anabolismo, acidosi che viene dai processi di ossidazione, reazioni enzimatiche con gli enzimi antiossidanti che cercano di fermare appunto l'ossidazione. L'ossidazione è proprio purtroppo in tutta la natura il procedimento con cui una struttura si rovina. Per esempio è normale dire che è un tipo inossidabile per dire che è un tipo che sta sempre bene, che non invecchia. Un modo di dire che però rispecchia effettivamente esprime proprio la realtà. La caratteristica della persona. Sì.
sì. Certo. Esprime il fatto che esistono questi processi di ossidazione con cui anche un ferro si rovina, si ossida e via, altrettanto un organismo si ossida quando intervengono questi processi di guastarsi la singola cellula, come dicevo, e anche un organo e così via. Certo, un equilibrio abbiamo detto che si altera, si può alterare anche per a lungo andare cattivi stili di vita, insomma poco Certamente, adeguati, purtroppo, poco sì. salutari, come ad esempio il fumo di sigaretta, la certo. mancanza di attività fisica, la sedentarietà, altro aspetto molto importante Chiaro. e determinante. Sì, soprattutto nella società moderna, diciamo, lo stile di vita che abbiamo tutti è purtroppo uno stile di vita che non ci aiuta. Ovviamente il fumo ormai è scientificamente dimostrato i danni che fa, ed è appunto perché guasta l'ossigenazione dei tessuti, favorisce i metabolismi acidi, quindi è fortemente nocivo. Ovviamente anche l'alcol sulla stessa strada, ma anche più semplicemente nella vita quotidiana la sedentarietà, abitudini diciamo di movimenti molto limitati, poco camminare, al di là di quelli che sono gli orari di lavoro in cui la persona è prevalentemente seduta, abbiamo poi l'abitudine di spostarci tutti in automobile o con mezzi che riducono al minimo il nostro camminare. Ciascuno di noi è portato a cercare di camminare il meno possibile perché ha fretta, perché non ha voglia la mattina, mille pensieri, eccetera. Invece sarebbe proprio riparativo già semplicemente il banale fatto di una mezz'ora di camminata al giorno. Già quello sarebbe un aiuto enorme al metabolismo, perché il muoverci è la forza della nostra, possiamo dire proprio della nostra sopravvivenza. Certo, anche l'alimentazione è un fattore Anche determinante. l'alimentazione diventa un fattore determinante. Al giorno d'oggi tanti fast food, tante cose ci portano più che altro a pensare di saziarci per non perdere tempo con la cosa più, diciamo, svelta o pronta all'uso che c'è, invece di pensare a quello che possa essere un po' di ordine alimentare. Quindi l'alimentazione con i grassi animali, l'alimentazione senza proteine vegetali, non badare all'apporto di sali minerali, anche un regolare apporto per esempio di magnesio, di sodio, di potassio, che si può, diciamo, governare banalmente nella vita di tutti i giorni, è un aiuto formidabile a tenere il metabolismo funzionante. E sono tutti fattori che interferiscono alla lunga. Chiaramente non succede niente da oggi a domani, ma è alla lunga, nei mesi, negli anni, lo stile di vita appunto che viene modificato, condizionato, e quindi le persone finiscono per rovinare la qualità del proprio fisico con cose che alla fine possono essere anche banalmente correggibili con un minimo di attenzione. Certo, anche l'inquinamento, agenti esterni Mamma mia, che sì. spesso si pensa Certamente. possano in qualche modo, insomma, nello stretto raggio, nel breve sì. periodo non farci male, sì. però in realtà non è così. Assolutamente. L'inquinamento proprio ci comporta respirare delle sostanze che sono tossiche perché interferiscono con i nostri processi di recupero dalla intossicazione, dall'ossidazione, cioè le sostanze intossicanti interferiscono sul nostro metabolismo proprio a livello assorbite attraverso i polmoni, entrano nel sangue, arrivano ai vari organi e interferiscono proprio portando verso l'acidosi, portando verso i processi catabolici, cioè rovinando proprio la struttura. Allora i gas di scarico sono stati l'elemento classico dell'attenzione proprio sia a livello di comunità europea sia a livello di stati di tutto il mondo, Organizzazione Mondiale della Sanità, per correggere nel caso proprio dell'inquinamento il famoso buco dell'ozono, che nel decennio passato è stato un vero e proprio problema. Certo, se ne era parlato anche molto, sì, giustamente. Sì, perché gli idroclorocarburi provocavano nell'atmosfera una incapacità di stabilmente avere prodotto l'ozono. La luce e gli ultravioletti del sole arrivano sull'ossigeno della stratosfera e fanno formare l'ozono. Il formarsi di un manto di ozono
riduce l'accesso degli ultravioletti sulla superficie terrestre e in sostanza ci permette di vivere. Il buco dell'ozono era appunto la mancanza di questa cappa di ozono, soprattutto ai poli, e quindi l'entrata in esagerata quantità degli ultravioletti che finiscono per squilibrare, bruciare e provocare tutti i processi ossidativi. E questo era appunto l'inquinamento. Poi gli stati si sono organizzati in maniera estremamente severa per gli ultimi 10 anni e il correttivo sull'inquinamento ha comportato che si è ricomposta la nostra sfera di ozono che ci permette di vivere nel nostro pianeta. Ecco, parliamo di stress ossidativo, Sì. no? Che provoca un danno cellulare, Certo. no? È corretto definirlo stress ossidativo? Sì. Forse si abusa un po' della parola stress, ma soprattutto è proprio in questi esattamente così. anni. È proprio esattamente così. È lo stress piccolo e continuo che rovina l'organismo. Agenti interferenti sulla qualità di vita del nostro corpo, come per esempio inquinanti anche di basso livello, ambienti di lavoro o ambienti di movimento sociale con mezzi di trasporto dove piccole quantità di inquinanti sono presenti, ma spesso creano situazioni come, andando a un esempio pratico, può essere stato il silicio nella malattia polmonare cronica, cioè sono agenti subdoli perché in piccolissime quantità provocano uno stress continuo nel metabolismo del nostro corpo e si genera quella che appunto chiamiamo la infiammazione cronica, dove l'infiammazione cronica è proprio per definizione la compresenza continua di un agente lesivo, piccolo ma continuamente presente, e il continuo tentativo da parte dell'organismo di riparare. Un altro esempio classico di questa situazione è l'arteriosclerosi. Piccola presenza continua di un eccesso, per esempio, di trigliceridi o di colesterolo provoca nell'organismo tentativo continuo di smaltirli, di riparare. L'effetto però diventa depositi di queste sostanze, alterazioni del metabolismo sulle pareti delle arterie, ed ecco appunto l'arteriosclerosi, che di per sé è una malattia che una volta avviata è difficilissima da correggere perché provoca dei danni strutturali. Nell'esempio, ritornando al mio mondo, che è il mio mondo appunto della qualità di funzione di una colonna vertebrale e dei nervi che stanno all'interno, lo stress ossidativo è dato dal fatto di una costante sofferenza degenerativa, per esempio delle cartilagini, dei dischi, che producono, degenerandosi, sostanze acide, sostanze tossiche che fanno funzionare male i nervi. Allora lì entra la logica di utilizzare di nuovo per esempio l'ozono per correggere, perché davanti ad uno stress ossidativo piccolo e continuo a cui l'organismo non riesce a correggere, io somministro una dose di ozono equilibratamente potente da risvegliare una reazione antiossidante invece abbastanza vivace da rimettere in moto gli enzimi antiossidanti dell'organismo in maniera energica. Questo serve per tutti i processi ossidativi presenti nell'organismo a frenarli e quindi a recuperare la salute. Ed ecco che subito il discorso si estende dalla correzione dell'organo sofferente alla correzione della funzione di tutto il corpo. Certo, facendo un passo indietro, tutto questo può essere anche causa di malattie cardiovascolari, no? Certo. Quel famoso stress ossidativo Questo stress che abbiamo ossidativo poco fa. Non solo perché appunto può essere la base, come dicevamo, dell'arteriosclerosi, ma anche a livello proprio di organo cuore e di organo cervello, essere proprio la base di malattie cardiovascolari e vascolari cerebrali estremamente importanti. Praticamente una costante cronica ridotta perfusione di sangue attraverso le pareti dell'arteria all'organo, faccia conto una vasculopatia cerebrale è questo, attraverso le pareti delle arterie il sangue che circolando deve nutrire non ha più la capacità di essere veicolato attraverso la parete dell'arteria all'interno del tessuto del cervello, ed ecco che nascono appunto momenti di cattivo nutrimento della sostanza cerebrale che
creano appunto la sofferenza cerebrale cronica, questi processi degenerativi progressivi. Certo, non soltanto le malattie cardiovascolari come abbiamo detto, ma anche malattie come l'artrite reumatoide, per esempio l'arterosclerosi, la malattia polmonare cronica, insomma tutte malattie a base dalla infiammazione cronica, alquanto invalidanti, certo. Di vita delle persone. Certo, infatti il decennio passato, il decennio che si è appena concluso nel 2020, è stato il decennio della infiammazione cronica, il decennio dello studio dell'ossido nitrico per definizione. All'inizio del decennio passato è stato attribuito il premio Nobel ai ricercatori che avevano studiato proprio il metabolismo dell'ossido nitrico, perché l'ossido nitrico è il prodotto di questi processi ossidativi e si è capito quanto in tutti gli organi del nostro corpo questa sostanza sia estremamente importante per i possibili effetti lesivi che ha, e quindi il cercare di ricomporre l'equilibrio, appunto come dicevamo prima, nella liberazione di questo composto biatomo ossido nitrico è appunto riportare l'equilibrio che dicevamo. La salute è data dall'equilibrio tra il catabolismo, la produzione di sostanze di degrado, e l'anabolismo, la produzione invece di cellule sane di ricomposizione funzionale. Stanno in questo ambito, dottore, anche le malattie autoimmuni, per esempio? I meccanismi di funzionamento delle malattie autoimmuni, cioè la malattia autoimmune funziona, diciamo, scatenando processi di infiammazione cronica, e quindi qui è ancora più difficile trattarle, perché logicamente ci sarà la ricerca che comporta il voler correggere i processi antigene-anticorpo caratteristici proprio della malattia autoimmune in sé, e contemporaneamente tutte queste cose, diciamo, di corollario, di cercare di correggere per frenare che ci sono questi processi di acidosi e quindi di rovinarsi della struttura, di malattia che distrugge il fisico stesso da cui parte, e l'invecchiamento di conseguenza. Ecco dunque che la medicina rigenerativa si inserisce proprio in questo, no? Per andare a riparare. Cercare di riparare il singolo organo, ma il metabolismo generale, e quindi si usano sostanze che ripristinano il metabolismo aiutando il microcircolo, si va a utilizzare sostanze che migliorano la perfusione attraverso il microcircolo venoso, perché si aiuta la funzionalità, si dilatano le piccole vene, si aiuta quella che si chiama emoreologia, cioè come il sangue transita dentro le piccolissime arterie. Si riesce a correggere anche l'elasticità dei globuli rossi, per cui transitano meglio nei microcapillari, dove devono in realtà proprio nutrire i parenchimi, cioè i tessuti degli organi dove vanno, e quindi su questo fronte in più la medicina rigenerativa inserisce le sostanze con cui i vari organi funzionano, quindi dare, ritornando all'esempio del mio mondo, alte dosi di carnitina, di acido lipoico, delle vitamina B1, B6, B12, cioè i componenti del funzionamento ordinario dei nervi, associati al sostegno alla circolazione, associata alla difesa appunto antiossidante. Certo, insomma c'è chi definisce l'infiammazione cronica come la madre di tutte le malattie moderne. Certo. No? Certo, infatti questo decennio di studio dedicato internazionalmente alla infiammazione cronica aveva proprio questo senso di dire: poniamo tutti l'attenzione a quello che alla fine, per i vari fattori che abbiamo detto, che possono essere endogeni dell'organismo, che possono essere ambientali per tutti gli elementi di attacco al nostro corpo, sono tutti quanti alla fine portati all'infiammazione cronica, e l'infiammazione cronica è quella che dobbiamo gestire. L'invecchiamento, secondo lei, può essere considerato come un po' la malattia a cui tutti inesorabilmente andiamo incontro con l'avanzare dell'età, e come abbiamo detto, insomma, con l'usura dei tessuti, degli organi, delle cellule? Certo, e lo dicevano persino Seneca e i romani: senectus ipsa morbus, cioè il fatto solo di invecchiare è una malattia, perché l'organismo va incontro a questi dissesti, a questi degradi. Certamente il fatto di
di subire l'invecchiamento, soprattutto adesso che per fortuna, per grazia di Dio, la vita media si è enormemente allungata per le persone. Il fatto dell'invecchiamento va gestito perché la persona invecchiando possa, diciamo, invecchiare in salute. Invecchiare, questo, insomma, l'obiettivo. certo, sì, invecchiare è un processo inevitabile. Osservando l'attenzione di tenere bene il fisico, cioè di tenerlo metabolicamente attivo, dinamicamente in movimento, attento a quelli che possono essere gli insulti al funzionamento, come dicevamo, per l'alimentazione o per la scarsa esposizione, come si dice, all'aria buona, la scarsa attività fisica, la scarsa esposizione al sole, diventano tutti fattori in cui l'organismo è facile per il banale invecchiare che venga sottratto, e invece che sono gli elementi che ci servono a arginare i processi, a tenerci funzionalmente validi. Quindi, per esempio, il reparto di medicina dell'ospedale di Treviso è incluso in un progetto di studio internazionale che dice appunto: io cammino, quindi penso, leggo e quindi penso, cioè lo stimolo alla correzione funzionale, perché la persona che cammina è una persona che si tiene attiva, che può pensare, che può leggere e pensare. La persona dinamicamente attiva, quindi fisicamente e mentalmente, è ormai dimostrato che invecchia meglio, che ha meno problemi di degrado della struttura. Mi viene da chiederle se c'entra qualcosa quello che viene chiamato invecchiamento precoce, per esempio. L'invecchiamento precoce è appunto invece in quelle situazioni in cui prevale il catabolismo, prevalgono magari per situazioni un po' che possono essere congenite alla persona. Ci sono persone che hanno un assetto genetico diverso da altri e che li porta a essere più soggetti a questi processi ossidativi, oppure perché intervengono fattori esterni, diciamo, troppo forti nella loro ossidazione, per cui questi organismi non hanno l'energia di opporsi a questi processi di acidosi, processi di intossicazione, processi di infiammazione cronica, e quindi vanno soggetti a un invecchiamento precoce. Ecco, tornando appunto all'invecchiamento, la prima vittima di questa evoluzione è un po' la nostra memoria, no? Che certo, per quanto riguarda. Incontro a usura, c'è il calo poi delle capacità anche cognitive, certo. C'è l'impossibilità di poi tenere anche relazioni sociali, c'è la perdita appunto di memoria, di capacità di certo, attenzione, sì. di concentrarsi, ma anche spesso il cambiamento della personalità. Sì. No? È normale che sopra, a metà ai 60 anni, 65, ti scappa il nome di una persona, fai fatica a ricordarti come si chiamava quello, oppure non ti viene il nome di un oggetto. Questo rientra nel fisiologico, ci sta che per tutti succeda una cosa di questo genere. Quando intervengono appunto quei processi di, diciamo, cattivo nutrimento del cervello, allora queste cose diventano funzionalmente importanti, si incrementano, il degrado arriva appunto a rovinare la capacità della persona di relazionarsi con gli altri, e questo può essere sia perché si perde la memoria, soprattutto quella che viene alterata è la memoria a breve termine, perché la nostra memoria è memoria breve e memoria a lungo termine. Quella che viene alterata di più è la memoria a breve termine, perché si è visto un problema di immagazzinamento dati, e quindi diventa, in una difficoltà di funzione cerebrale di origine recente, diventa difficile immagazzinare i dati e vengono persi con rapidità, mentre caratteristico che la persona conserva invece la memoria a lungo termine, cioè quei dati immagazzinati da lunghissimo tempo, nei quali magari la difficoltà può essere l'opposto, cioè la difficoltà di recupero dati, però nel degrado mentale tanto viene rovinata la memoria a breve termine, tanto può essere che venga spontaneamente fuori nell'anziano il ricordo vecchissimo dei tempi andati, proprio perché si squilibra il metabolismo cerebrale. Ci sono poi le sinapsi che connettono le varie funzioni cerebrali, per cui la persona appunto perde la capacità
di relazioni sociali, diventa un isolato. Il cambiamento del carattere purtroppo è solo un aspetto di tutto questo scombinamento strutturale. Per il resto dell'organismo invece, cioè l'invecchiamento cosa causa, ad esempio al sistema muscolare? Al sistema muscolare causa proprio la perdita del tono, per cui io faccio sempre le paragone con una barca agli ormeggi. Se una barca è ormeggiata in acqua alta con le gomene in tiro e tutto bello, diciamo, equilibrato e funzionante, è un sistema che regge e la barca sarà salda con i suoi ormeggi adeguati. Quando interviene l'acqua bassa, le gomene appunto si allentano, la barca comincia a essere soggetta al movimento delle onde, il sistema diventa instabile, il sistema può andare soggetto a rovinarsi per trazioni, può andare soggetto a traumatismi, può andare soggetto appunto a 1000 modi di essere rovinato. Così nel nostro organismo uno scheletro con le sue articolazioni, con le sue cartilagini belle in ordine, se si trova che il sistema muscolare, diciamo l'impalcatura dei motori che lo tengono su, comincia a cedere, comincerà a avere dei movimenti squilibrati che nei confronti delle cartilagini interposte tra un osso e l'altro diventeranno movimenti che usurano. Così può accadere per il menisco di un ginocchio, così può accadere per un femore nell'anca, così può accadere per le vertebre con i dischi interposti. Le strutture cartilaginee e delicati ammortizzatori si consumano, si rovinano e quindi le ossa cominciano a confliggere. Confliggendo le ossa una contro l'altra, svilupperanno quei calli ossei che chiamiamo artrosi, quindi il meccanismo è una catena di eventi che si sommano. Certo. A proposito di anca, le leggo una domanda che ci è arrivata da casa. Ci scrive un signore, ci dice: soffro di infiammazione all'anca a causa di un vecchio trauma, sono stato bene per un po', poi il dolore è ricomparso ed è anche molto forte. Che cosa si può fare? Possiamo dare qualche consiglio, dottore? Certo, allora evidentemente la situazione sarà già stata valutata sul fatto di non avere necessità, di non aver bisogno di andare soggetto ad interventi, perché evidentemente da quello che ci dice. In quel caso ci sono dei sistemi di gestione che appunto sono gestione del dolore quanto sintomo di per sé invalidante, ma anche contemporaneamente gestione della limitazione funzionale, quindi gestione del disagio sui due fronti. Somministriamo delle sostanze che collocate nella capsula articolare danno scioltezza al movimento. L'applicazione più corrente, più diciamo banale, è l'acido ialuronico. Al giorno d'oggi ha preso molto piede il collagene, che è un prodotto industriale di origine animale che ha un'applicazione interessantissima negli ultimi 5-6 anni, diciamo in aggiunta o in sostituzione all'acido ialuronico si può iniettare il collagene, che ha un fortissimo effetto non solo di oliare l'articolazione, ammorbidirla, ma anche proprio di nutrire il residuo di cartilagine che può esserci all'interno. E passo più avanti l'utilizzo dei concentrati, il cosiddetto gel leucopiastrinico, cioè l'insieme delle piastrine, dei globuli bianchi, delle cellule staminali che andiamo a prelevare dal sangue oppure dal tessuto grasso della persona per fare i nostri preparati filtrati. Poi lo raccontiamo nel dettaglio, sì. Insomma qualche sistema per alleviare sicuramente il dolore dell'anca c'è. Altra telefonata da casa, pronto? Buongiorno, chi c'è in linea? Sì, mi dica. Buongiorno, con chi parliamo in diretta? Sono Coletta Egidio. Buongiorno, da Treviso. Ci dica pure. Buongiorno. Niente, siccome c'ho mal di schiena, c'è il professor Alessandro lì per televisione su Antenna 3 che annunciano su questo numero, volevo sapere qualcosa. Ci racconta un po' che dolori ha? Ho 89 anni e soffro mal di schiena.
Mal di schiena, un po' generico, Bene. però che cosa Tanto possiamo complimenti dire? per l'età, prima di tutto. Complimenti per l'età e come si sente che la porta. Certamente il mal di schiena può essere globalmente considerato come l'effetto di una usura della struttura cartilaginea, quindi un'usura del meccanismo che appunto ammortizza i movimenti tra un osso e l'altro. Dipende qualche cosa dalla zona in cui della schiena è localizzato il dolore. Allora, la stragrande prevalenza degli eventi è a livello lombare e quello che comunemente si dice mal di schiena è considerato a livello della vita, a livello lombare, perché le strutture ossee nel torace sono proprio letteralmente ingabbiate nell'insieme del torace e della colonna vertebrale e quindi hanno una loro stabilità, una loro solidità d'insieme, mentre a livello lombare attorno alla colonna asse portante fino al bacino ci sono solo i muscoli e quindi ricadiamo nel discorso di prima della probabile usura della struttura muscolare. Il generico mal di schiena è appunto di solito da considerarsi il fatto degli attriti che si creano tra un osso e l'altro perché appunto la struttura non ha più il sostegno muscolare e degli ammortizzatori cartilagini. Naturalmente in queste situazioni il mantenimento del movimento, ma anche in questo caso non è solo ovviamente il camminare, ma è anche proprio la ritonificazione dei muscoli del comparto addominali, lombari, lunghi della colonna. Quindi tenere attiva la muscolatura. Tenere attiva la muscolatura. Chiaramente la persona può aver bisogno appunto di gestire il dolore, gestire un po' la qualità del movimento. È abbastanza tipico che questi disturbi sono di più all'inizio della giornata, quando uno si alza la mattina, oppure verso sera per la stanchezza, diciamo, del muoversi. Quando è un dolore che è di più all'inizio giornata è proprio un campanello d'allarme del fatto che le strutture ossee si muovono malamente perché l'ostacolo diventa quel piano che invece prima era il piano di ammortizzazione, si è consumato, ha fatto delle callosità d'osso e quindi fa male proprio quando uno comincia a muoversi, perché nel riposo notturno si è creato un po' di stasi venosa, uno pensa di dire beh ma mi sono appena riposato, perché devo avere più dolore? Proprio perché invece la stasi venosa locale ha favorito, diciamo, un po' l'intossicazione della zona, la scarsità di ossigeno e quindi il problema articolare diventa più sofferto dai piccoli nervi della zona e quindi per la persona è consigliabile proprio movimentazione, recupero della muscolatura o gestione della muscolatura del tronco appunto e dell'addome e ovviamente poi ci sono vari gradi di possibilità di cura anche non farmacologica per aiutarlo a superare strettamente l'aspetto del dolore. I presidi della medicina fisica tradizionale sono ovviamente ancora ben presenti, che possono andare appunto dalla classica apparecchiatura di gestione del dolore all'azione di un fisioterapista che o manipola o stimola la movimentazione attiva alle varie articolazioni e dall'altra parte presidi non farmacologici come l'ozono oppure come sistemi di radiofrequenze che aiutano appunto a frenare la sensazione dolore. E questi sono sicuramente fondamentali, però quello che torna sempre è un po' l'importanza dell'esercizio fisico, anche in età avanzata, che non è insomma l'età del riposo, ma insomma è l'età in cui bisogna tenersi in qualche modo attivi, no? Certo, è proprio diciamo il momento in cui di più è utile essere in movimento, essere attivi. Se consideriamo cose banali, osservazioni ovvie, banali, il giovane ha una muscolatura bella tonica e quindi si muove sempre con facilità, con scioltezza, ha sempre dei toni muscolari che tengono la ossatura
in buono stato, perché bisogna considerare anche questi, diciamo, effetti collaterali di un'attività. Se l'attività muscolare serve a tenere bene il muscolo stesso, l'attività muscolare, siccome fa leva, si impernia sul osso da cui parte il muscolo, serve di stimolo all'osso per mantenergli la calcificazione. Un osso è ben mineralizzato se ha dei muscoli intorno che lo tengono sollecitato. Per l'età avanzata bisogna considerare anche questo, che gli ultimi recentissimi studi di questi ultimi 2 anni hanno dimostrato in maniera assolutamente chiara come le attività muscolari di per sé provocano la formazione di sostanze ormonali che vanno ad aiutare il cervello ad essere più funzionante. Sono proprio degli ormoni che vengono prodotti e che stimolano la funzione cerebrale. Quindi per la persona anziana una cosa si aggiunge all'altro, quindi deve andare tutto in senso positivo. Naturalmente inutile ricordare che il lavoro muscolare, il movimento riduce il colesterolo, riduce i trigliceridi nel sangue, riduce la glicemia, aiuta a tenere abbassata la pressione, quindi siamo una macchina di movimento, siamo fatti per muoverci. E stimola anche il cervello, sì. insomma esercizio fisico importante davvero per tutto il nostro organismo. Noi ci fermiamo per una brevissima pausa di pubblicità, qualche minuto e poi torniamo tra pochissimo. Ben ritrovati in studio, nuovamente in diretta, parliamo di medicina rigenerativa e di come possa aiutare a curare il mal di schiena ma anche tantissime altre patologie. Prima della pubblicità, parlando con il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto Euni, abbiamo raccontato quanto faccia bene l'attività fisica, no? Per la pressione arteriosa, per il colesterolo, per la stimolazione del cervello, la memoria. Quanto invece fa male non fare attività fisica? Chiaramente all'opposto, la vita, diciamo da una parte, la vita sedentaria della persona, diciamo purtroppo al giorno d'oggi in tutte le fasce d'età, e nell'anziano la vita, diciamo, sedentaria associata appunto a quell'idea, diciamo, vecchia del finalmente mi riposo, oppure all'idea di dire mi muovo poco perché vado male a prendere un mezzo pubblico, perché fuori fa freddo, perché ho la bronchite, eccetera. Diventano 1000 motivi per muoversi poco. Allora questo è un ciclo vizioso che purtroppo può instaurarsi ad incrementare appunto il rovinarsi del fisico. Come dicevamo, la sedentarietà comporta inevitabilmente un metabolismo rispetto a quello di cui ci nutriamo, un metabolismo poco attivo, quindi la presenza in circolo di sangue di tutte le sostanze possibilmente nocive se sono troppe, se sono esageratamente permanenti, come appunto trigliceridi, colesterolo e zuccheri, e quindi un metabolismo fiacco, diciamo, diventa un inconveniente di per sé. La mancanza di attività fisica comporta, come stavo accennando, non solo il discorso del lavoro muscolare con i suoi riflessi sulle ossa, ma un aspetto, proprio la stimolazione all'attività del cervello con gli ormoni che vengono prodotti proprio dai muscoli a favore del cervello, ma poi proprio per tutto il sistema circolatorio. Un cardiologo la prima cosa che dirà a un suo assistito sarà: se vedi un ascensore evitalo, fai le scale, perché serve il movimento, anche quello che una volta magari si pensava proprio il contrario, di dire hai mal di cuore, muoviti poco, per carità. Invece un equilibrato quantitativo di attività fisica anche per una malattia cardiologica è importantissima, così anche per il cervello di per sé. Mettiamo in un decadimento mentale, l'attività motoria può essere vista proprio come un farmaco, perché diventa un'attivazione al microcircolo, attivazione al metabolismo, aiuto al cervello a funzionare. Cosa può fare la medicina rigenerativa, che abbiamo spiegato in quest'ora insieme di che cosa si occupa, per ad esempio la colonna vertebrale e per appunto il decadimento della colonna vertebrale? Può fare diverse cose proprio in quest'ottica multidisciplinare e multiorgano, nel senso che affronteremo le patologie degenerative della colonna di per sé, ma affronteremo
quello che ci sta intorno, quindi dai la visione muscoli alla globale, circolazione, come visione detto. globale, olistica della persona, sia anche perché gli organi attorno devono aiutare a funzionare bene la colonna vertebrale, sia anche perché aiuteremo l'aspetto del dolore cronico, perché aiutando una persona a togliersi l'idea di essere un ammalato, lo aiutiamo ad essere più energico, più invogliato a muoversi, tutto si riduce, tutto cioè va spostato dal negativo al positivo. Chiaramente la medicina rigenerativa, per quanto trattamento della patologia d'organo, cerca di correggere quelli che sono i fatti patologici specifici. Parliamo di osteoartrosi, parliamo di una stenosi del canale vertebrale perché i dischi sono consumati, sono collassati, annientati, perché le strutture ossee si urtano e quindi provocano un'infiammazione locale. Chiaramente la medicina rigenerativa è l'insieme dei trattamenti che cercano di arginare questi problemi specifici sul posto dove le cose si generano. Però, come dico, contemporaneamente anche tutto il resto. Certo. Per quanto riguarda i problemi locali, saremo col trattamento che può essere con il gel leucopiastrinico, oppure i farmaci che vanno in parallelo a questo, oppure le somministrazioni di proloterapia, oppure le somministrazioni di collagene ialuronico per aiutare il metabolismo e la proprio struttura organica delle cartilagini, dei legamenti e dei dischi. Cercheremo di fermare l'infiammazione appunto di ossa che siano in attrito tra di loro, perché il loro attrito produce sostanze tossiche che sono metabolismi acidi che vengono a far soffrire i nervi e quindi sostengono il dolore cronico, e quindi cercheremo di fermare i processi di ossidazione spostandoci su processi anche lì di metabolismo attivo, riparativo, miglior ossigenazione, miglior circolazione di sangue, miglior presenza delle sostanze con cui queste strutture funzionano. E poi d'organo in generale per tutto quanto l'organismo della persona, perché andiamo ad aiutare che arrivino meglio i nutrienti, che ci siano meno processi ossidativi per tutto il corpo, e quindi l'applicazione in questo caso può essere sempre di sostanze di nutrimento, di apparecchiature per stimolare, aiutare una buona ossigenazione dei tessuti senza mettere farmaci, e può essere l'ozono come un elemento nell'ambito di tutte queste cose che agisce per tanti versi come il cortisone senza gli effetti collaterali del cortisone, per tanti versi come un anestetico ma a lunga durata perché ferma un processo fonte di dolore. Certo, ancora una volta insomma, raccontiamo, anche se l'abbiamo fatto anche in passato, quali sono i vantaggi che una terapia con l'ossigeno ozono può dare nelle patologie insomma, degenerative della colonna vertebrale. Come può dare per tante altre patologie proprio la correzione del metabolismo, quindi togliere diciamo, quella difficoltà che ha l'organismo a difendersi nei confronti di situazioni ossidanti. È proprio questo quello che è stato dimostrato essere la fonte della malattia del dolore cronico, dell'invecchiamento, proprio il processo di ossidazione e la conseguente infiammazione cronica. Allora l'ozono è un ottimo elemento nel diciamo, armamentario che ha un medico per cercare di fermare questi processi, soprattutto i processi ossidativi che sono il primo gradino di tutta questa scala in discesa diciamo, del problema. Invece fermando questo, energicamente fermando il processo ossidativo, si riesce a cercare di riequilibrare la funzione d'insieme. E tra l'altro con ottimi risultati dimostrati, con buoni nell'applicazione molto buoni risultati, sì. All'inizio naturalmente viaggiavamo sull'empirismo, sono ormai passati 40 anni e quindi le casistiche che si sono raccolte nel mondo sono casistiche assolutamente convincenti sulla positività dell'effetto, soprattutto sulla irrilevanza degli effetti collaterali e degli effetti negativi, perché effetti negativi sono
Purtroppo, come succedeva nel passato quando non si conosceva bene questa sostanza, sono sicuramente esistiti errori di cosiddetta malpractice, cioè di incapacità di un uso appropriato della sostanza. Logicamente, anche se do 1 chilo di aspirina a una persona, gli faccio un danno invece che fargli un bene. Allora, nei decenni passati, quando non si conosceva l'utilizzo appropriato, per esempio dell'ozono, potevano essere somministrati purtroppo dosaggi sbagliati che hanno creato inconvenienti. Non esistevano nemmeno apparecchiature sofisticate al punto da misurare esattamente, come si fa adesso, al microgrammo la dose che vado a somministrare, quindi non avendo queste certezze era facile fare errori. Quindi oggi che questi errori si evitano semplicemente con l'attenzione e con l'uso di apparecchiature adeguate, al giorno d'oggi l'inconveniente dell'utilizzo è veramente irrilevante rispetto a quelli che sono gli effetti collaterali di qualunque farmaco. Gli effetti collaterali, i problemi che possono generarsi dall'ossigenozonoterapia è proprio una nullità. Certo. E quindi si può valorizzare l'aspetto positivo. Aspetto positivo che è fondamentalmente ripristinare per una persona non solo, diciamo, la riduzione o addirittura l'assenza del dolore, ma ripristinare la capacità di muoversi, la scioltezza del movimento, l'energia della persona a seconda delle varie modalità o vie di somministrazione. Certo. Al volo, proprio per gli ultimi minuti, un'altra domanda che ci è arrivata di una signora, un signore non si firma, che soffre di epicondilite al gomito e non trova rimedio. Ci chiede insomma qualche sollievo per il dolore. Certo. Soprattutto. L'epicondilite a volte può essere una cosa banalissima, la classica forma dell'epicondilite del tennista, un sovraccarico funzionale dei muscoli estensori che si inseriscono nella articolazione del gomito e che viene classicamente trattata con del cortisone o con degli anestetici. Altre volte invece l'epicondilite è soltanto una manifestazione, un epifenomeno di una patologia cervicale, perché una cervicartrosi, come può mettere in sofferenza l'innervazione, poniamo, per la spalla e quindi rovinare la qualità dei movimenti della spalla, oppure può provocare un formicolio, una riduzione della forza della mano, altrettanto può dare una manifestazione di dolore e impaccio motorio nel gomito e prende l'etichetta di epicondilite perché è quella come manifestazione clinica, ma allora la gestione lì sul posto è un accessorio rispetto alla gestione del problema di partenza della colonna cervicale. Quindi localmente si può sempre ricorrere a qualche farmaco iniettato localmente, sia per arginare il dolore locale, sia per ridurre proprio l'infiammazione locale, ma di base sarà meglio portare l'attenzione anche sulla cervicale. Quindi persone che fanno trattamento delle cure classiche per l'epicondilite e non arrivano a star meglio, occorre spostare l'attenzione, la patologia non è sul posto, la patologia è sulla colonna cervicale. Certo. Sì. Il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio il dottor Alberto Alexandre, direttore sanitario dell'Istituto EUNI. Grazie dottore, molto chiaro come sempre. E grazie anche a voi di averci seguito da casa. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.